Buongiorno dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Diagnosi sbagliata sulla piccola Anna Rosa, atto d'accusa al nostro microfono del legale della famiglia della bimba morta per difterite a Palermo. Pugno duro della Regione dell'obbligo vaccinale in età pediatrica, con una circolare alle ASP disposta all'apertura di tutti i centri. Nei casi estremi la denuncia all'autorità giudiziaria di chi elude l'obbligo. Al nostro TG interviene l'infettivologo Bassetti. Oggi mandare a scuola i bambini in Sicilia non è sicuro. Poi ha riposto il giallo sulla morte di Noemi, trovata impiccata e con la casa alle fiamme. Mentre i carabinieri vagliano la deposizione del fidanzato, l'autopsia servirà a sciogliere i dubbi sul decesso. Messina si concentrano sui custodi, le indagini dopo il clamoroso furto al museo. Le loro ricostruzioni della sera di Ferragosto non coincidono con quanto registrato nelle immagini di videosorveglianza. E ancora il caro carburanti, il governo proroga il taglio delle accise fino al 5 settembre. Anche in Sicilia gli automobilisti hanno già speso il 21% in più per fare il pieno rispetto all'anno scorso. Costi che gravano sul turismo, sui bilanci delle famiglie e il carrello della spesa. E poi il calcio, Palermo, ufficiale Perin, l'ex juventino si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. E il Catania presenta Coda, il nuovo attaccante rosso-azzurro. Il mio compito è fare gol. Sul mercato ufficiale anche l'arrivo del centrocampista Torrasi. Diagnosi sbagliata sulla piccola Anna Rosa. Il legale della famiglia Bartolotta ai nostri microfoni chiede di accertare se ci sono responsabilità dei medici dei 3 ospedali che hanno avuto in cura la bimba di 4 anni morta di difterite. Intanto a Palermo i centri vaccinali continuano ad essere presi d'assalto. Marco Gullà. Dopo la morte della piccola Anna Rosa Bartolotta è ormai scontro aperto sulle responsabilità. I genitori della bambina non vaccinata e morta per difterite puntano il dito contro i medici dei 3 ospedali che l'hanno avuta in cura. Diagnosi sbagliata, ribadisce anche l'avvocato della famiglia ai nostri microfoni. La prima diagnosi è stata quella di tonsillite con stati febbrili, quindi è stata somministrata la cura in questo senso. Quindi c'è stato un primo accesso il 13 agosto, dopo qualche ora la bambina è stata dimessa e la madre è stata invitata a ritornare in ospedale qualora la situazione fosse peggiorata. Il 15 agosto, tuttavia la signora il 13 agosto aveva già informato i medici che la bimba non risultava avere il vaccino. Il cuginetto di Anna Rosa, anche lui positivo alla difterite ma vaccinato, sarà dimesso a breve dall'ospedale dei bambini. Sta bene. Nei centri vaccinali intanto continua la corsa al vaccino, anche oggi prenotazioni esaurite e tanta gente in attesa. Rispetto all'anno scorso vaccinazioni cresciute del 70%. Quello che è successo alla bambina, ovviamente chi non aveva fatto il vaccino probabilmente si è subito messo all'opera per prenotarsi, ecco. C'è molta paura, tant'è che secondo me c'è molta più folla, però che dire, io ho sempre rispettato le date, le vaccinazioni, mi dispiace che prima ci deve essere il precedente, prima di attivarsi un po' tutti. L'ultimo ritornerà quando avrà 5 anni. Okay. Lei ha paura, signora, per quello che è successo? Io seguo le istruzioni dei medici, bisogna vaccinare i bambini. Pugno duro della Regione dell'obbligo vaccinale in età pediatrica, con una circolare alle ASP disposta l'apertura di tutti i centri vaccinali, nuovi orari estesi e procedure per convincere i genitori a vaccinare i bambini, ma anche nei casi estremi la denuncia all'autorità giudiziaria di chi elude l'obbligo. Maglio Viola. Misure straordinarie sul territorio e pugno di ferro contro chi continuerà a non rispettare l'obbligo vaccinale in età pediatrica. Dopo la morte della piccola Anna Rosa per difterite, la regione siciliana decide per un intervento duro. Con una circolare inviata dall'assessore e dal dirigente generale del Dipartimento Osservatorio Epidemiologico a tutte le ASP e ai pediatri siciliani si dispongono numerose novità. Sul fronte dell'assistenza, approvvigionamenti di vaccini, centri vaccinali aperti dal lunedì
sia il sabato dalle 8 alle 18 nuovi centri vaccinali in ogni casa di comunità. Quelli esistenti inoltre dovranno eseguire i vaccini anche in assenza di prenotazioni. Le ASP dovranno riaprire quelli chiusi dopo il Covid e se manca il personale ricorrere ai pediatri. Le stesse ASP dovranno stilare gli elenchi dei non vaccinati e fornire ai pediatri che dovranno operare per convincere le famiglie. Se non riescono, segnalare l'inadempienza alle stesse ASP. I genitori verranno convocati per fornire ogni spiegazione, ma se verrà opposto un veto alla vaccinazione, le ASP dovranno procedere alla segnalazione all'autorità giudiziaria. L'azione riguarda l'obbligo vaccinale in età da 0 a 6 anni non solo per la difterite, ma tutti i vaccini obbligatori per legge. Un intervento urgente per arginare la deriva antivaccinista iniziata dopo il Covid e che mette a rischio i bambini siciliani. Intanto venerdì 28 si insedierà la task force regionale che dovrà occuparsi proprio del monitoraggio della situazione vaccinale e degli eventuali correttivi al sistema. E al TG Sicilia interviene il professor Matteo Bassetti, direttore del reparto malattie infettive del Policlinico di Genova. Oggi mandare a scuola i bambini in Sicilia non è sicuro. Emanuela Corsi. Avere l'85% di copertura vaccinale nei confronti della difterite sono numeri di un paese del Centrafrica. Numeri da paese in via di sviluppo. L'infettivologo Matteo Bassetti interviene sul caso difterite scoppiato in Sicilia, dove la copertura vaccinale arriva all'85%, al di sotto della soglia che garantisce l'immunità di gregge. Oggi andare a scuola in Sicilia con queste coperture vaccinali non è sicuro. Non è sicuro per quei bambini che o non si possono vaccinare per problemi di salute o in cui la vaccinazione non funziona perché sono ad elevato rischio di epidemie. Alla vigilia del nuovo anno scolastico, il direttore del reparto malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova lancia quindi la proposta di rinviare l'inizio delle lezioni, soprattutto nelle scuole primarie, per consentire alle autorità sanitarie la verifica delle coperture vaccinali. Avere dei bambini non vaccinati in una scuola è veramente rischiare di creare dei grossi focolai, quindi la mia, che naturalmente è una provocazione, vuole riportare l'attenzione di tutti che è stata in qualche modo forse non adeguatamente considerata sul tema delle vaccinazioni e sul tema della scuola. Sul tema dei vaccini poi Bassetti richiama la politica e le istituzioni. Oggi sento il ministro Valditara che parla di mettere l'obbligo di insegnare l'italiano ai genitori stranieri, ma dovrebbe forse far rispettare una legge che già c'è in Italia, che è l'obbligo vaccinale per chi va a scuola. E ha riposto il giallo sulla morte di Noemi, trovata impiccata con la casa alle fiamme. Mentre i carabinieri vagliano la deposizione del fidanzato, l'autopsia servirà a sciogliere i dubbi sul decesso. Giusy Lazzara. Non si è suicidata, lo continuano a dire i genitori di Noemi Pellizzeri, la donna trovata impiccata nella sua casa in fiamme a riposto. I carabinieri stanno sentendo il fidanzato e vagliando la sua versione di quello che è accaduto il 23 agosto. L'uomo ha raccontato agli investigatori di essere andato in casa della donna trovandola morta e invece di chiamare subito il 112 è andato nel bar del fratello della vittima raccontando ciò che aveva visto e poi insieme sono tornati nella casa, trovando i vigili del fuoco intervenuti per l'incendio. Circostanza tutta da verificare. Intanto sarà l'autopsia eseguita nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Catania a sciogliere i dubbi sulla morte di Noemi. Si attende anche l'esito dei test tossicologici e istologici per rilevare la presenza di sostanze tossiche o traumi e lesioni. E si fa strada anche la pista che l'incendio sia doloso ed appiccato quando Noemi era agonizzante. È stata trovata infatti con i piedi che sfioravano il pavimento. Le fiamme sarebbero partite dall'area dell'ingresso, lontana dalla camera da letto dove la giovane è stata trovata impiccata. Gli investigatori, che mantengono il massimo riservo, non escludono alcuna pista, compresa quella del femminicidio. E adesso le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al museo. Cade l'indiscrezione secondo la quale uno dei custodi si fosse allontanato per partecipare alla festa della Vare. Il racconto di uno dei custodi in servizio la notte di Ferragosto sembra essere segnato da diverse contraddizioni. Prende corpo l'ipotesi di un furto su commissione. Ilaria Mangano.
Ormai è certo, dietro il clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al museo a Cascina c'era un basista. Non convince gli inquirenti il racconto di uno dei 4 custodi in servizio la notte di Ferragosto. Troppe le falle nella ricostruzione dei tempi, troppe le divergenze rispetto alle versioni degli altri colleghi. La sua posizione è al vaglio della magistratura, anche se non trova conferma l'iscrizione nel registro degli indagati per false informazioni al pubblico ministero. Gli investigatori vogliono capire se la squadra di turno fosse composta soltanto da incompetenti oppure se qualcuno abbia spianato la strada ai malviventi. Durante l'audizione, infatti, un impiegato ha ammesso di aver spento l'allarme credendo che si trattasse di un falso contatto. Che la banda abbia colpito a colpo sicuro appare ormai certo. I 2 ladri sono entrati da un accesso laterale sfruttando la confusione legata alla processione della vara. Ma l'ispezione disposta dalla regione siciliana parla chiaro. Gli allarmi funzionavano, a tradire sono stati i protocolli di sicurezza. Mentre il Dipartimento dei Beni Culturali valuta i procedimenti disciplinari nei confronti dei custodi già trasferiti in altre sedi, la polizia stringe il cerchio. Sono al vaglio i filmati dei giorni precedenti per individuare eventuali sopralluoghi e i tracciati delle celle telefoniche. Esclusa la pista mafiosa, si fa strada un'unica certezza. Visto la totale non commerciabilità delle opere, probabilmente si è trattato di un furto su commissione. A Palermo ancora caldo da bollino rosso. Il bollettino diramato dalla Protezione Civile per la giornata di oggi prevede un'allerta per rischio incendi e ondate di calore nel capoluogo, dove la temperatura percepita sarà di 41 gradi. Livello di attenzione rosso per rischio incendi anche ad Enna. Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco, la Forestale e la Protezione Civile sono stati impegnati nello spegnimento di diversi incendi in Sicilia. Nel palermitano i roghi sono divampati a Gibirrossa nella zona di Misilmeri, situazione critica anche in provincia di Catania a Caltagirone, in contrada Corvacchio, in provincia di Messina a Montagna Reale, dove il rogo ha divorato vegetazioni in contrada Cavaretta. Momenti di apprensione si sono vissuti pure a Militello Rosmarino, sempre nel Messinese, dove il fuoco si è riattivato dopo un iniziale contenimento. Nel Trapanese, infine, gli incendi hanno interessato la frazione di Castelluzzo a San Vito Lo Capo e la zona di Scopello a Castellammare del Golfo. Trapani si è svolto ieri un vertice in prefettura per fare il punto sulla contaminazione dell'acqua distribuita dal comune in alcune zone del capoluogo. Il sindaco Giacomo Tranchida ha confermato che il fenomeno è circoscritto ad alcune strade già individuate in 2 ordinanze sindacali e che sono in corso accertamenti da parte dell'ASP per verificare l'efficacia degli interventi effettuati sulla rete idrica. Il Comune ha inoltre formalizzato la costituzione del COC che coordinerà il servizio sostitutivo con le autobotti. Nel corso dell'incontro è stato deciso di coinvolgere attraverso l'ATI gli altri comuni della provincia e la regione per ottenere ulteriori mezzi e personale per potenziare il servizio sostitutivo. E adesso parliamo di caro carburante. Il governo ha prorogato il taglio delle accise fino al 5 settembre. Il costo si aggira sui 130 milioni di euro. Intanto quest'estate gli italiani hanno speso il 21% in più per fare il pieno rispetto all'anno scorso. Costi che gravano sul turismo, sui bilanci delle famiglie e il carrello della spesa. Veronica Barbarino. Secondo una stima di Confesercenti, tra luglio e agosto gli italiani hanno speso 1,8 miliardi di euro in più per fare il pieno rispetto agli stessi mesi del 2025, con un aumento del 21% della spesa per il rifornimento. In pratica, per un pieno da 50 litri, rispetto a un anno fa, servono circa 14 euro in più per un'auto a benzina e oltre 20 euro in più per una a diesel. Un aggravio che pesa sui bilanci delle famiglie, soprattutto in Sicilia, dove la dipendenza dall'auto privata resta elevata. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nell'isola il prezzo medio regionale dei carburanti si attesta oggi a 2,02 euro al litro per la benzina e 2,15 euro per il gasolio.
L'aumento dei prezzi arriva infatti in una regione nella quale il costo della mobilità è già condizionato dall'insularità, dalla carenza dei collegamenti alternativi alla strada e dalla necessità per i cittadini, lavoratori e turisti di utilizzare l'automobile per gran parte degli spostamenti. La nostra è un'isola dove il trasporto pubblico non sempre rappresenta una reale alternativa all'automobile. E c'è anche un effetto cascata. Il rincaro del gasolio infatti aumenta i costi dell'autotrasporto e della distribuzione delle merci, costi che potrebbero tradursi nel rialzo del carrello della spesa. La proroga del taglio delle accise quindi può offrire un sollievo immediato, ma per gli automobilisti e le famiglie la vera risposta resta un intervento più strutturato e duraturo. A Palermo il TG Sicilia nel backstage di Notre Dame de Paris, il celebre musical di Riccardo Cocciante è tornato al Teatro Verdura dove resterà fino al 6 settembre. Emanuela Corsi. La cattedrale di Notre Dame, le sue antichissime statue gotiche, i costumi di scena. Siamo a Palermo nel backstage di Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna più famosa al mondo che ritorna al Teatro di Verdura con un debutto da tutto esaurito e un interminabile standing ovation finale. Il ritorno in Sicilia del musical, firmato da Riccardo Cocciante e scritto da Pasquale Panella, non è soltanto un evento teatrale, ma una vera e propria celebrazione. Sono passati quasi 25 anni dal debutto dell'opera e il pubblico palermitano ha risposto con lo stesso entusiasmo della prima volta. A vestire i panni di Quasimodo, il gobbo di Notre Dame è sempre Jody Tonno. Siamo molto felici, personalmente io frequento Palermo, lo dico da tanto tempo, ormai da più di 20 anni. E Laida Dani è invece la zingara Esmeralda, per la prima volta in scena a Palermo. Sono emozionata, devo dire la verità. Ogni tanto cambia la scena mia preferita, può essere Zingara perché è il primo momento in cui mi confronto col pubblico ed è sempre emozionante, può essere Vivere per amare. Zingara. Nel cast compaiono anche Vittorio Matteucci nei panni di Frollo, il nobile alchimista solitario che si innamora follemente di Esmeralda, mentre Gianmarco Schiaretti interpreta Gringoire, il poeta di strada che fa da filo conduttore per l'intera trama. Questo è il tempo delle cattedrali, la pietra si fa, statua, musica e poesia. L'opera, tratta dall'omonimo romanzo di Victor Hugo, resterà in scena nel capoluogo siciliano fino al 6 settembre. Su mura e vetrate, la scrittura è architettura. E adesso una pausa, torniamo tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia, siamo al calcio. Perin saluta la Juventus e approda a Palermo. Il portiere firma un contratto triennale con i rosa. Marco Gullà. È ufficiale, il portiere Mattia Perin è rosanero. Il Palermo ha comunicato di aver acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive del calciatore. Perin si trasferisce a titolo definitivo legandosi al club di Viale del Fante con un contratto pluriennale. Un portiere d'esperienza che rappresenta un grande colpo di mercato per il Palermo. Perin ha accettato la destinazione rosanero dopo che la Juventus ha puntato su Vicario. L'estremo difensore, nel corso dell'amichevole in Australia ad agosto tra Juventus e Palermo, aveva proprio difeso la porta bianconera contro quelli che da oggi saranno i suoi nuovi compagni. Perin esordirà domenica nel match che il Palermo giocherà ad Arezzo alle ore 19. Mercato de rosanero che però non è ancora del tutto chiuso. Osti vorrebbe regalare a Pippo Inzaghi un altro rinforzo in attacco, un'alternativa a Poyampalo. Si raffredda però la pista che porta Christian Spendi del Cesena. Resta viva invece la soluzione Gabrielloni del Como. In uscita Brunori è ormai virtualmente un nuovo calciatore dell'Ascoli. Sul mercato ancora Giassi ed Eduaron, ma per entrambi non sono arrivate offerte importanti. Con la valigia in mano anche Blen. Su di lui c'è un timido interesse del Cesena. Il Catania ha presentato il nuovo attaccante Massimo Coda. Sul mercato ufficiale l'arrivo di Torrasi. Marco Carli. Mister 150 gol o quasi in Serie B si presenta. Massimo Coda è la punta di diamante del nuovo Catania, 18 gol con la Cremonese nel 2024, capocannoniere per 2 stagioni fra il 2020 e il 2022, 3 promozioni in A, arriva quasi a 38 anni e lui affronta subito il tema.
Tanti dicono è vecchio, ormai è finito così, però non c'è smentita migliore che darla sul campo, quindi questa cosa qui mi carica insieme al fatto di essere in questa piazza. Indosserà la maglia numero 9, attende di definire con Longo se partire per Monopoli o no e dice che lavorerà per entrare in forma il prima possibile. D'altro canto, sa che gli viene chiesta soprattutto una cosa. Devo fare quello che so far bene, il presidente dice, e il direttore la devo buttare dentro, è la cosa principale. Avrà anche un ruolo nello spogliatoio per esperienza e qualità, oltre che nel trascinare i più giovani. Parla di Catania, i tifosi sono stufi, dice dobbiamo fare la svelta per provare a vincere. E a proposito del campionato commenta. In casa comunque dobbiamo cercare di sbagliare il meno possibile e penso che questa è stata l'ultima sconfitta, vedremo. Però so che ci sono delle trasferte molto insidiose che vai a giocare su campi veramente difficili, quindi sarà quella la difficoltà, rimanere sempre concentrati e pareggiare l'aggressività degli altri, perché sicuramente per stare qui a Catania significa che hai qualità superiori. Annunciato anche che gli abbonati entreranno con un ingresso unico a €2 per la partita di Coppa con il Savoia di mercoledì prossimo. Sul mercato, ufficiale l'arrivo di Torrasi, confermata la durata del contratto, 2 anni fino al giugno 2028. E per questa edizione è tutto, TG Sicilia torna alle 13:30, adesso la rassegna stampa curata oggi per noi da Marco Carli. Grazie e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.